Buonasera, ben ritrovati di nuovo insieme, sono le 17:30 per aggiornarvi sulle novità dell'ultima ora e le novità riguardano la scuola perché è ufficiale, l'anno scolastico 2020-2021 inizierà il 14 settembre. Lo hanno deciso nella conferenza Stato-Regioni, le regioni, gli enti locali e dall'altro il governo. E in questa sede è stata anche sono state approvate le linee guida fondamentali, tanto attese per dare il via, per poter riaprire le scuole e far tornare i ragazzi nelle proprie classi. Che cosa prevedono queste linee guida? Beh, prevedono innanzitutto delle novità sul distanziamento, 1 metro, ma 1 metro misurato bocca a bocca, diciamo, quindi testa a testa dei ragazzi, e questo permetterà di inserire altre file di banchi e quindi di diciamo così andare a favore di classi un po' più numerose rispetto a quelle che si sembrava inizialmente dovessero essere con una distanza di 1 metro tra banco e banco. E poi ci sarà la creazione di l'istituzione di conferenze dei servizi su iniziative dell'ente locale competente con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche. Lo scopo è quello di raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con particolare riferimento agli spazi, agli arredi, all'edilizia, al fine di individuare modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio. Il nodo cruciale sul quale si era interrotto il confronto ieri tra Stato e Regioni verteva anche sull'uso della mascherina, sull'utilizzo della mascherina. Ebbene, è stato deciso che il Comitato Tecnico Scientifico almeno 2 settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico aggiornerà, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per alunni e insegnanti all'interno dell'aula e o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. Cosa significa? Che lo Stato voleva inserire l'utilizzo della mascherina, l'uso della mascherina anche durante le lezioni già nel documento. Le regioni ieri si erano opposte a questo e avevano chiesto che venisse modificato questo articolo e che appunto venisse data competenza, naturalmente come sempre succede in questi casi, al Comitato Tecnico Scientifico di pronunciarsi. Dunque 2 settimane prima dell'avvio delle lezioni, in base ai dati epidemiologici si deciderà se la mascherina sarà necessaria, come poi sarebbe anche inserito nelle linee guida della Regione Veneto, per gli spostamenti, quindi per entrare in classe, per andare ai bagni, insomma per gli spostamenti, o sempre durante le lezioni. Dunque l'ultima parola in questo senso spetterà al Comitato Tecnico Scientifico. E ancora ci saranno degli screening e test a campione per professori, studenti e operatori della scuola. Naturalmente soddisfazione dal presidente Bonaccini, che però ha detto di aver di nuovo evidenziato al governo la necessità di intervenire su 3 questioni, ovvero risorse adeguate per realizzare le soluzioni organizzative e didattiche, quindi quel miliardo e mezzo che si è chiesto e che sembra il ministro Azzolina abbia accolto, di dedicare proprio alle regioni per la scuola, e ancora un aumento netto di organico docente alta e quindi insomma e anche un aumento dei contingenti per realizzare un rafforzamento di organico per l'emergenza. Questi 3 punti sulle quali la discussione è ancora in corso, però insomma le regioni hanno accolto favorevolmente i cambiamenti inseriti dalla bozza del decreto da parte del governo. E poi c'è la ripresa, naturalmente la ripresa economica, ne parliamo, lo ringrazio e mi scuso per l'attesa, con il nostro ospite in collegamento via Skype, Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Buonasera Presidente, grazie per essere con noi, mi scusi ancora per averla fatta attendere. Buonasera.
Allora, Presidente, noi ci eravamo visti verso il 20-22 maggio, andando così a memoria, quindi pochi giorni dopo dell'avvio della fase 2, quindi del 18 maggio, quindi con la riapertura di molte attività. E lei in quel collegamento mi aveva colpito perché, a differenza magari di altre categorie, aveva detto, beh, mettiamo da parte pessimismi, critiche, polemiche e cerchiamo di rimboccarci le maniche e di lavorare e cerchiamo di vedere anche il lato positivo. Insomma, stiamo riaprendo e è il momento di tornare a lavorare. Ecco, ad un mese abbondante da quel 18 maggio, come stanno andando le cose per quanto riguarda proprio il commercio? Va bene, siamo ripartiti. Dobbiamo sapere che noi tutti, non solo il comparto del commercio e del turismo, siamo stati bombardati. E come in tutti i bombardamenti hanno dei morti. Non sarà semplice uscire da questa situazione e non sarà neanche veloce, però dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga. E noi chiediamo semplicemente, oltre agli aiuti finanziari, che ci sia meno burocrazia e più chiarezza nelle normative di ripartenza. Ma io direi che la paura è ancora insita in molti di noi, la paura proprio perché non c'è chiarezza e quindi questo può rallentare un qualche cosa. E se mi permette io prendo a prestito una frase del Manzoni che diceva "Adelante Pedro con juicio si puedes", vai avanti Pedro con giudizio se si può. Ed è la stessa cosa che dobbiamo fare noi in questo momento, andare avanti con giudizio se si può e anche con una certa velocità. Ecco, lei ha toccato insomma due tasti importanti, innanzitutto la burocrazia e normative chiare e purtroppo io adesso ho parlato della scuola, non ultimi in ordine di tempo, c'era molta confusione, c'è molta confusione anche per quanto riguarda poi le tante disposizioni, le tante decisioni prese per il rilancio. Insomma, basta pensare che le ultime linee guida proprio in vista della fase 2 sono arrivate alla vigilia del 18 maggio e questo preoccupa gli addetti ai lavori, chi deve poi mettere in pratica queste normative? Ma noi come associazione del commercio e del turismo stiamo dando informazioni. È chiaro che queste informazioni, se le abbiamo la sera prima, è difficile per il giorno dopo poterle pubblicizzare e magari dare anche i documenti necessari. Ed è proprio su questo che io prima facevo menzione. Non possiamo vivere sempre non si sa che cosa avviene domani, ci deve essere una certa chiarezza, perché chi lavora ha bisogno di chiarezza, ha bisogno di tranquillità. Io sono convinto che se ci fosse questa chiarezza e questa possibilità di avere delle linee guida certe, magari anche lo spirito di tutti gli operatori del turismo e del commercio potrebbe essere migliore. Ecco, noi sappiamo che proprio per questo molti operatori proprio del turismo non hanno ancora riaperto, ricominciato, proprio perché non sanno che cosa succede, che cosa devono fare, perché c'è questa incertezza di cui lei sta parlando. Avete lo stesso riscontro anche voi nel vostro territorio? Sicuramente sì, c'è questa paura e poi teniamo presente che il nostro territorio vive molto con turisti che vengono dall'estero e l'estero, in genere le popolazioni del nord, hanno avuto la pandemia con un 15-20 giorni di ritardo rispetto a noi e se noi stiamo uscendo adesso loro sono ancora in una fase critica, perciò abbiamo dei problemi proprio anche di numero di turisti. E poi speriamo nel tempo, perché il tempo gioca nel turismo in una maniera veramente eccezionale. Il turismo che è collegato quindi a tutto il commercio, alle botteghe, perché chi viene si spera anche possa comprare qualche cosa. Ecco, il fatto che l'avvio dell'anno scolastico sia stato fissato per il 14 settembre permette di allungare il periodo anche delle vacanze e quindi di dare più respiro al comparto turistico? Ma speriamo proprio di sì, ma anche sulla scuola lei vede
lo diceva poco fa, non c'è una chiarezza e la scuola è importante, quindi io direi proprio che ci vuole chiarezza da tutte le parti. Non è facile, io lo capisco, non è facile e non è neanche di immediata risoluzione perché il problema è complesso, però bisogna che tutti quelli che sono preposti a questo lo facciano con uno spirito veramente di fattibilità reale e non solamente di parole. Ascolti, l'Istat rileva un netto calo dei consumi e descrive gli italiani come sempre più formiche, quindi votati al risparmio. Da questo primo mese di riaperture generali avete riscontrato questo, Presidente? Sicuramente sì. Ancora una volta, ripeto quello che ho detto all'inizio, c'è la paura del virus e la paura per il futuro, perché non c'è chiarezza. E poi noi, veneti in maniera particolare, bellunesi in maniera particolare, non siamo quelli che consumano tutto quello che prendono. Hanno sempre avuto il buon senso di mettere via qualche cosa per eventuali criticità. E le criticità ci sono, perciò non è proprio facile, oggi come oggi, poter dare una linea di crescita così d'amblè. Ci vuole un po' di tempo. Però intanto è aperto e questo ha un senso positivo, qualche operatore sta lavorando anche bene, speriamo, come dicevo all'inizio, nel tempo e poi anche in quello che sono le promesse di finanziamenti e di aiuti che dovrebbero arrivare. Ecco, lei ha usato il condizionale dovrebbero arrivare perché si torna sempre lì, le risorse, lo Stato dice che ci sono, ma tutto ruota intorno alle tempistiche, cioè c'è bisogno subito di avere a disposizione queste risorse. Ci vogliono subito, ma anche qui se guardiamo proprio con freddezza è difficile che tutti possano avere quello che richiedono. Perché i soldi non ci sono e l'Europa non ce li dà neanche se non sono collegati a dei principi che loro hanno fissato. Perciò siamo stati bombardati, sappiamo che le case sono cadute, di morti ce ne sono, dobbiamo ripartire come in una qualsiasi guerra. Questo è da capire, nessuno ci aiuterà, dobbiamo farlo da soli. Quello che arriva dovrà essere speso bene e soprattutto, e qui lancio un messaggio a tutti quanti, bisogna stare molto attenti perché eventuali gruppi malavitosi non si inseriscano in questo stadio di necessità e che potrebbe veramente portare un altro problema sul problema che abbiamo. E questo è un allarme che è già emerso nelle scorse settimane appunto da più parti, quello del rischio di infiltrazioni mafiose che approfittino di questo momento. Qual è l'appello che si può fare a chi rischia di venire incontro, di entrare in contatto con questo pericolo? Bisogna informare immediatamente gli organi preposti, bisogna informarli perché è un male che è un po' come il coronavirus, se preso in tempo probabilmente da quel male si guarisce. Quali sono i settori più penalizzati o che più faticano a rialzarsi in questo momento? Sicuramente tutto il mondo della moda, sicuramente certi alberghi, perché anche questi hanno avuto delle difficoltà per mettersi in norma e poi perché non hanno ancora l'arrivo completo di tutti quelli che io dicevano erano i turisti tradizionali del mondo estero e in genere tutto è l'alimentari che un po' si salva, ma si salva perché avendo chiuso tutti i ristoranti per molto tempo la gente mangiava a casa e quindi di qualcosa doveva vivere e andava a acquistare la merce nell'alimentare e mi auguro l'abbia acquistata anche nei piccoli alimentari che si sono dimostrati veramente utili e indispensabili presidi per tenere vivo un certo paese, un piccolo paese. Io parlo dei paesi di montagna dove il servizio sociale di questi piccoli negozi è indispensabile. Ascolti Presidente, lei ha detto dobbiamo rialzarci, farcela da soli perché nessuno ci aiuterà, però il nostro territorio è un territorio fatto di piccole realtà, anche pensiamo alle realtà imprenditoriali, che dopo mesi di chiusura non hanno visto entrate,
ma hanno visto però dover far fronte ai vari pagamenti, alle varie spese. Come ci si può arrangiare da soli senza nessun aiuto esterno? Come si fa? No, l'aiuto deve arrivare perché le promesse ci sono. Vediamoli, perché io dico che non arriveranno tutti come hanno promesso, ma una parte deve arrivare. E poi bisogna che si cerchi di procrastinare, non di 20 giorni le tasse, ma portarle molto più in là, perché la gente ha bisogno di questo. Abbiamo bisogno dei finanziamenti a livello bancario a tassi veramente molto bassi. Anche qui deve intervenire. Se non vogliamo far chiudere le botteghe, se non vogliamo far chiudere le attività, se non vogliamo desertificare il territorio, dobbiamo farli vivere questi nostri operatori in qualche maniera. E in che maniera possiamo farli vivere se non dando delle risorse? È un po' come l'ossigeno. Nel momento in cui ho carenza di ossigeno bisogna che abbia la bombola in quel momento, altrimenti muoio. Quindi anche piccole, anche parte, ma comunque sufficienti, diciamo, per rimettere in moto il motore? Sufficiente? Ma sì, questo l'hanno promesso. Vediamo, stiamo a vedere quando arrivano, in che maniera arrivano. L'Associazione del Commercio e del Turismo è in prima linea per aiutare tutti gli associati, anche perché c'è una burocrazia che non è proprio molto facile. E quindi abbiamo bisogno veramente di chiarezza e di velocità, come diceva lei. Non possiamo aspettare molto, perché con la testa sott'acqua si può rimanere 1 o 2 minuti, ma non di sicuro un'ora, perché ci tolgono che siamo completamente affogati. Anche la burocrazia è un altro tasto dolente di cui si parla molto, anche da questo punto di vista tante le promesse che stanno arrivando, ma al momento è ancora farraginosa la macchina burocratica anche per richiedere i vari finanziamenti, le varie risorse messe in campo. Veda, la burocrazia si autosostiene, perciò è difficile togliere questo. Qualsiasi colorito partitico ci sia in governo fa fatica, perché il ministro di turno che arriva in quel momento si trova un gruppo di burocrati che sono lì e che si fanno lo stipendio. È un po' difficile smantellare il tutto. Ci deve essere una visione molto chiara, altrimenti sono solamente esternazioni, faremo così e poi non viene fatto. E questo noi ce ne siamo resi conto in questi ultimi 20 anni dove hanno governato un po' tutti. È difficile, io non ho la medicina su questo, è difficile, però bisogna tentare di fare un qualche cosa di questo genere. Presidente, dal suo osservatorio avete notizie già di attività, di realtà che sono state costrette, che non hanno più riaperto perché non ce la facevano o che comunque paventano il rischio, se non immediato ma a breve, di non riuscire ad andare avanti? Finora non c'è stata una moria come io avevo, ahimè, profetizzato, e mi auguro possa continuare, però sicuramente ci saranno delle dismissioni. Chi può andare in pensione, chi non ha una continuità nelle attività, cercherà sicuramente di mollare il tutto, perché trova difficile poter tenere aperto in una situazione del genere. Ma questo è abbastanza fisiologico. Non mi preoccuperei tanto di questo quanto di quelli che rimangono sul territorio, che devono essere aiutati. Niente sarà più come prima, ricordiamocelo, niente sarà più come prima. Qui noi dovremo veramente trovarci in una situazione dove dobbiamo intendere che il movimento che è avvenuto è un movimento epocale che cambia un pochettino tutti i parametri che si aveva. E forse cresceremo anche. Io l'avevo detto, dopo la peste del 1348 è partito il Rinascimento, quindi speriamo in questo. Io sono sempre positivo. Adelante Pedro con giudizio. Sì, tutto è cambiato, dovremo cambiare anche noi, cioè dovremo cambiare la nostra mentalità e adattarci a questo mondo diverso, cambiato. Questo probabilmente è l'ostacolo più difficile da affrontare. Ma dobbiamo come singoli capire, per esempio, che i piccoli negozi hanno una funzione vitale sul territorio e servono anche a loro, e quindi la ricerca di queste attività che sono presidi sono funzionali al territorio e a chi ci abita.
Grazie davvero al presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, grazie per questa nuova analisi. Grazie a voi. E a risentirci, buon lavoro, buona serata, grazie presidente. Grazie. Questo dunque è l'analisi del presidente di Confcommercio Belluno in questa ormai fase 3 di ripartenza e non certo semplice. Dunque abbiamo iniziato parlando della scuola, a minuti è anche annunciata la conferenza stampa del ministro Azzolina, del premier Conte e del ministro per gli affari regionali Boccia per illustrare poi quelli che sono i risultati emersi nella conferenza Stato-Regioni. Lo ricordiamo, approvate le linee guida per l'anno scolastico 2020 e 2021 che inizierà, ora è ufficiale, il 14 di settembre. Intanto arrivano delle novità. Oggi il governatore Zaia ha presentato la nuova ordinanza che nello specifico riguarda trasporti ma anche sport di squadra e di contatto. Allora sentiamo i contenuti di questa nuova ordinanza nel servizio del collega Cristian Arboit. È la BC, se in auto posso andare con degli estranei con la mascherina, non capisco perché in autobus non lo possa fare. Ovvio che va portata la mascherina. Quello che per Zaia è l'ABC ora è diventato ordinanza. Dalla mezzanotte entrano in vigore le nuove regole del trasporto pubblico locale annunciate a inizio settimana, ora sono realtà. Non si andrà quindi a incidere sulla capienza dei mezzi, ma attenzione, l'obbligo a portare la mascherina a bordo sarà tassativo. Obbligo vuol dire che è obbligo, non che... Cioè, si eviti di stare lì a contestare ma la mascherina, ma Zaia in pullman, in vaporetto e in qualsiasi mezzo di trasporto ci vuole treno, ci vuole la mascherina, ma non come dotazione, bisogna indossarla dal momento in cui si sale al momento in cui si scende. La vigilanza sarà affidata al personale di bordo che potrà staccare multe dai 400 ai 1000 euro, mascherina quindi di rigore ma anche buona educazione. Attenzione che non potete mettermi i piedi sul sedile di fronte a voi per stendere le gambe o far pedicure durante il viaggio, cioè non funziona così. Il provvedimento arriva nel giorno in cui sempre la Giunta ha approvato un riparto di 41 milioni di euro di risorse dallo Stato per il rinnovo dei mezzi. Altra partita, quella del rimborso degli abbonamenti in pieno lockdown. Chiusura scuole, chiusura aziende, eccetera, gli abbonamenti verranno rimborsati. Stiamo definendo i criteri perché a livello nazionale li stanno definendo. Non solo trasporti, nell'ordinanza si vanno a regolare processioni e cortei, ma anche gli sport di squadra. Anche qui prevalgono le regole del buon senso. Non c'è da andare col metro a fare rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio. Si fa come tutte le altre attività nel rispetto del prossimo, quindi se hai la febbre o hai la tosse stai a casa. Nessun via libera al momento al gioco delle carte. Sulle carte c'è molta ritrosia, che per noi è identità pura, cioè il gioco delle carte. Arriveranno anche quelle ma non adesso. Via libera invece per i giornali nei pubblici esercizi. Ragazzi, comprate i giornali, comprate le riviste, distribuitele in bar, dalla parrucchiera, dal barbiere, dall'estetista, insomma da tutti i posti dove c'è una sala d'aspetto. Ok ai negozi negli ospedali, agli ippodromi, ancora stop per i bagni turchi, ma sì alle saune. Saune aperte al pubblico. Certo, 80-90 gradi, coppa tutto. È iniziata la conferenza stampa del premier Conte a Palazzo Chigi, sentiamo le parole del Presidente del Consiglio. Un attimo che vediamo di attivare anche l'audio. Premier Conte che insieme al ministro Azzolina sta presentando quanto emerso nella conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda la scuola. Vediamo di ritrovare un attimo di pazienza. Vediamo se adesso funziona l'audio. Per il centro dei nostri pensieri per i vari dispositivi. Non solo abbiamo già investito, ma continueremo a investire sempre più. Gli enti locali. Vi ricordo che già nel decreto rilancio abbiamo stanziato 1 miliardo per la ripartenza.
330 milioni poi li abbiamo già assegnati ai dirigenti scolastici. Vediamo di ripristinare, forse questa volta andrà meglio. Ecco qui. Con deroga ai vincoli attuali in tutta speditezza per interventi di edilizia leggera. Ancora, ricordo che dall'inizio dell'anno, da gennaio, abbiamo stanziato ulteriori quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 900 milioni per l'edilizia scolastica che abbiamo per buona parte sbloccato. E poi, come ho già detto, abbiamo anche durante l'emergenza stanziato interventi per favorire ovviamente le connessioni digitali. Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo in nuovi investimenti. Ecco, questo nuovo miliardo ci dovrà consentire di ripartire a settembre in piena sicurezza, ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, più sicura, più inclusiva. Ma non sarà finito qui, perché vi preannuncio che sicuramente nel piano di rilancio e del Recovery Fund, quindi delle risorse europee, un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola. Noi ci ripromettiamo, dopo questa emergenza che ci ha duramente provato, di avere l'opportunità finalmente di investire nei percorsi di formazione dei nostri ragazzi. Vogliamo contrastare la povertà educativa, vogliamo contrastare la dispersione scolastica, vogliamo anche migliorare la formazione e investire in competenze digitali per tutto il personale scolastico, vogliamo classi meno sovraffollate, le cosiddette classi pollaio a noi non piacciono affatto, non le tolleriamo più. E ancora vogliamo migliorare anche i percorsi professionalizzanti, quelli che dovrebbero consentire ai nostri ragazzi di poter immettersi nel mondo delle imprese con maggior rapidità e con maggiori competenze. Siamo molto ambiziosi sulla scuola e non abbasseremo mai la soglia di attenzione. Ministra Azzolina, prego. Grazie Presidente. Le linee guida che oggi presentiamo e che il Paese aspetta da giorni sono un momento molto importante e vanno spiegate molto bene e ci tengo a farlo nel migliore dei modi. Sono linee assolutamente condivise, le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola, con le forze sociali, con i genitori, con gli studenti, con la disabilità, con le scuole paritarie e ovviamente con gli enti locali che ci hanno dato veramente una grande mano. Sono linee guida immediatamente operative. Ci sono le soluzioni e ci sono le risorse per realizzare queste soluzioni. Il Presidente del Consiglio ha appena detto che ci sarà 1 miliardo in più da stanziare. 1 miliardo in più per me che sono Ministro dell'Istruzione, che vengo dal mondo della scuola, è veramente tanto se pensiamo che oltre a quel miliardo ne abbiamo stanziati 4,6 di miliardi da gennaio fino ad oggi sulla scuola. La scuola non aveva mai visto tutti questi soldi perché la scuola è stata sottoposta, ahimè, e lo sappiamo tutti quanti, a tagli che poi l'hanno in parte ridotta nella situazione che conosciamo. È stato facile stanziare adesso un altro miliardo? No, non è stato facile, ma è molto importante ed è il segnale, è un altro segnale che il mondo della scuola è al centro dei nostri pensieri, perché la scuola la amiamo, perché la scuola è il nostro futuro, la scuola forma cittadini e cittadine. Il 17 giugno le abbiamo riaperte le scuole, grazie agli esami di Stato. Io sono stata a Bergamo, credetemi, è stata un'emozione enorme rivedere le scuole aperte e rivedere le scuole aperte soprattutto in Lombardia. Abbiamo riportato 500.000 studenti a scuola. Io ho visto l'emozione degli studenti, l'emozione dei docenti. Fino a poco fa, alla fine della conferenza unificata, c'era un ragazzo che per strada era contento perché aveva fatto gli esami di Stato in presenza. Non è stato facile, ci avevano detto che gli esami di Stato in presenza non si potevano fare, li abbiamo fatti. Adesso dobbiamo fare però un passo in più, dobbiamo pensare a riportare tutti in classe a settembre, tutti in sicurezza e lo facciamo già dal 1° settembre, riportando quegli studenti e quelle studentesse che hanno avuto un po' più di difficoltà negli apprendimenti negli ultimi mesi
che abbiamo passato, ma anche quelli che vogliono potenziare, no? Vogliono tirar fuori ancora di più i loro talenti. E poi dal 14 settembre la scuola riaprirà esattamente per tutti quanti, ci sarà la riapertura ufficiale. Come saranno le scuole a settembre? Che cosa ci dicono queste linee guida? Le scuole innanzitutto dovranno essere pulite. Abbiamo investito milioni di euro per comprare prodotti igienizzanti. È evidente che sulla base delle indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico ci ha dato, dobbiamo mantenere quel metro di distanziamento e quindi dobbiamo evitare quelli che sono gli assembramenti e dovremo fare degli ingressi scaglionati. Faremo formazione del personale scolastico tutto. Questo è fondamentale. Ci lavoreremo insieme anche alla protezione civile, faremo dei webinar e faremo comunicazione per le famiglie e per gli studenti in un'ottica che deve essere quella di comportamenti responsabili e nell'ottica sicuramente della prevenzione. Quali difficoltà abbiamo avuto? La scuola ha bisogno di spazi. È chiaro che se parliamo di 1 metro di distanziamento abbiamo bisogno di più spazi. E allora che cosa abbiamo fatto al Ministero dell'Istruzione? Abbiamo creato un software. Credetemi, non esisteva. Non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole, quanti negli auditorium, quanti nelle palestre, quanti nelle sale docenti. Questo software lo abbiamo creato. Oggi siamo a circa il 76% di dati che gli enti locali proprietari degli edifici scolastici ci hanno fatto avere. Quindi io so adesso, classe per classe, quanti metri ho a disposizione. E sulla base di questi dati vi posso dire che ad oggi, rispetto a quel metro di distanza, ho circa il 15% di studenti che devo portare fuori dagli edifici scolastici così come li conosciamo. Il software che abbiamo creato va nella direzione della digitalizzazione del Ministero dell'Istruzione. Stiamo digitalizzando il più possibile, dalle graduatorie alle immissioni ruolo, a tutto quello che l'anno 2020 ci chiede, gli anni della modernità e quindi della digitalizzazione di un Ministero che digitalizzato non era. Come operiamo allora per portare fuori quel 15% di studenti? Innanzitutto lavoriamo sugli edifici che ci sono. Facciamo lavori di edilizia scolastica leggera, c'è una finestra da spostare, c'è un pannello da fare, un'aula da riaprire, un'ala della scuola che era stata chiusa, si possono fare dei lavori e si faranno grazie al contributo degli enti locali. Se non dovessero bastare, abbiamo ripreso i 3.000 edifici scolastici che erano stati dismessi a causa del dimensionamento scolastico che è stato fatto negli anni. Anche quelli sono edifici che possiamo recuperare. Ma non basta solo quello. La scuola a settembre deve riaprire non soltanto in un'ottica di sicurezza, ma deve riaprire in un'ottica diversa, che sia una scuola nuova, una scuola più aperta, una scuola più inclusiva. E allora io dai documenti che ho ricevuto dagli studenti e dalle studentesse, ho ricevuto delle richieste specifiche che noi vogliamo fare scuola anche fuori dalla scuola. Portiamo i nostri studenti nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, nei cinema, nei teatri. Facciamo in modo che respirino quella cultura di cui sicuramente hanno bisogno. E ringrazio la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per averci dato una mano anche con questi progetti. E perché no, portarli anche al parco, i bambini più piccoli, a fare lezione quando il tempo lo consente e farli stare vicino alla natura. È evidente che se abbiamo bisogno di più spazi, abbiamo bisogno anche di più organico, abbiamo bisogno anche di più docenti e anche personale non docente. E allora distinguiamo, con i soldi che stiamo mettendo adesso possiamo assumere fino a 50.000 persone, tra docenti e personale ATA, a tempo determinato, in più rispetto al normale organico che abbiamo tutti gli anni e che non abbiamo tagliato. Ci tengo a dirlo, non è stato tagliato né l'organico di fatto né l'organico di diritto rispetto agli anni scorsi, malgrado la denatalità che è in corso. E poi quest'estate assumeremo a tempo indeterminato, sulla base dei pensionamenti che avremo, sia il personale docente sia il personale non docente. Per non parlare dell'enorme investimento che abbiamo fatto sui concorsi, migliaia di posti dati a concorso.
E in ultimo, sempre per il personale, il cuneo fiscale. A luglio gli stipendi del personale docente cresceranno, avremo tra gli 80 e i 100 euro in più. Ed è un riconoscimento che meritano, perché gli stipendi del personale docente italiano, e lo dico da ex docente, sono tra i più bassi d'Europa. Quindi questo è il minimo che gli si può dare per lavorare poi in un'ottica che vada verso la crescita. Ma la scuola che sogno io e che sogna il governo tutto è anche una scuola moderna legata agli ambienti di apprendimento. Basta vedere la stessa identica fotografia della scuola di 50 anni fa e della scuola di oggi, metteteli a confronto. Avete sentito prima le parole del Premier Conte, adesso le parole del Ministro Azzolina sulle linee guida, e confermato dunque lo stanziamento di 1 miliardo di euro in più che vanno ad aggiungersi, ha sottolineato il Ministro Azzolina, ai 4,6 miliardi stanziati per la scuola da gennaio, quindi 1 miliardo in più che erano i soldi che le regioni avevano chiesto per poter adattare, per potersi preparare secondo le linee guida al nuovo anno scolastico. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare di scuola, ma non solo, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, un aggiornamento per quanto riguarda i casi in Italia di contagiati e ricoveri che arrivano, come sapete, da ieri, dati elaborati dal Ministero della Salute. Sono 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 34 in meno di ieri. Il numero totale dei casi sale a 239.961, mentre quello dei morti a 34.708. Risalgono leggermente le terapie intensive, 2 più di ieri per un totale di 105. Ci colleghiamo adesso con il professor Vittorio Filippi, sociologo ma anche appunto docente. Buonasera intanto professore, ben ritrovato. Buonasera a voi. Innanzitutto, prima della sua carica di sociologo, le farei una domanda per quanto riguarda la sua carica di docente, di insegnante, quindi anche lei immagino in attesa di capire come si tornerà in classe, a scuola l'anno prossimo. Ha avuto modo un attimo di sentire le novità, le linee guida appunto approvate nella conferenza Stato-Regioni? Cosa ne pensa e come sarà secondo lei questo rientro a scuola dopo 4 mesi di chiusura? Beh, allora, innanzitutto io dico, spero che ci sia un rientro a scuola. Noi siamo in una situazione per alcuni versi sospesa, perché come sarà la situazione dal punto di vista sanitario, dal punto di vista epidemiologico, lo sapremo fra 2 mesi, cioè a ridosso del mese di settembre. Dopodiché devo dire che la scuola è una macchina estremamente difficile da questo punto di vista, è estremamente numerosa e quindi è difficile organizzarla in condizioni di sicurezza sia degli studenti sia del personale che vi insegna. Però tra l'altro quando noi diciamo scuola non dobbiamo dimenticare ciò che sta oltre alla scuola, cioè anche i mezzi di trasporto, le ferrovie, i pullman, il traffico, cioè tutto ciò che è generato all'apertura e poi alla chiusura della scuola. Quindi è una macchina che mette insieme migliaia e migliaia di giovani e anche di adulti, cioè di insegnanti e di genitori che accompagnano evidentemente. Quindi ecco, io direi è una situazione estremamente difficile, delicata e su cui però manca ancora il punto finale, perché io spero appunto che si vada a scuola, spero che non ci siano nuovi focolai, nuove difficoltà, nuove alzate di testa del coronavirus. La scuola è un elemento fondamentale proprio anche dal punto di vista sociologico, nel senso che è diciamo così, quel posto, quel luogo, insieme alla famiglia naturalmente, in cui vengono formati gli adulti di domani. Secondo lei c'è stata poca attenzione, come qualcuno accusa, nei confronti dei ragazzi, della scuola e dei bisogni di queste fasce d'età più fragili anche in qualche modo? Beh, la scuola non è solo, questo è ovvio da un punto di vista pedagogico, non è solo una trasmissione di
di nozioni, di cultura, di informazioni, ma è anche un luogo di socialità, è anche un luogo relazionale al 100%, lì nascono amicizie, lì nascono relazioni sentimentali, i primi amori, eccetera. Quindi è un luogo dal punto di vista della formazione della persona estremamente importante. Tanto è vero che ciascuno di noi ricorda con infinita piacere e nostalgia le sue prime amicizie, quelle appunto, come si dice, nate sui banchi di scuola. Dopodiché sarò anche cinico e duro, è vero che bloccare la scuola, sia pure bloccare, ha proseguito dal punto di vista dell'insegnamento a distanza, che però non è la stessa cosa ovviamente della presenza fisica, reale, sociale. È anche vero che la scuola è, ripeto, per i numeri che ha, per i numeri che muove, è estremamente delicata e può creare molti rischi. Le misure di sicurezza a scuola per definizione non sono facili, perché la scuola non è nata per dividere, ma è nata educativamente, sociologicamente, pedagogicamente, è nata per mettere insieme, non certo per dividere. E quindi d'altro canto bloccare la scuola è stato in un certo senso più facile che bloccare le aziende, eccetera. Io dico sempre che bloccare la scuola non ruba punti di PIL, non ruba posti di lavoro, e quindi ecco, cinicamente lo dico, bloccare la scuola è più facile che bloccare le attività produttive. Certo, professore, ampliando un po' la nostra analisi, questa pandemia, questa situazione davvero ormai storica, nel senso che difficilmente la dimenticheremo, come ha cambiato la nostra società, come ha cambiato noi, come ha cambiato anche i rapporti sociali che eravamo abituati ad avere? C'è più solidarietà, c'è più paura dell'altro, ancora più paura dell'altro, siamo migliorati, siamo peggiorati, sono tanti punti di vista che si stanno formando in questo periodo. Sì, è stato un evento del tutto imprevisto e che ci ha portati indietro per alcuni versi nel tempo, perché ad esempio da un punto di vista demografico ha un po' tirato indietro quelle aspettative di longevità, lo ha scritto giustamente il presidente dell'Istat, e quindi ci ha ad esempio messo di fronte a quell'evento che la longevità aveva fortunatamente allontanato, insomma la morte. Ecco, noi abbiamo adesso, soprattutto nelle province lombarde, ma soprattutto nel nord Italia comunque, abbiamo avuto una riduzione, spero ovviamente che sarà poi ripresa e compensata, ma abbiamo avuto finora una riduzione delle aspettative di vita, soprattutto della fascia più anziana, perché va ricordato che la pandemia ha bastonato nell'ordine i settantenni e gli ottantenni, in quest'ordine che ho appena descritto. Ecco, quello che ci rimane sono per alcuni versi quindi alcune macerie di tipo psicologico, ad esempio, più che la paura dell'altro, un po' il sospetto quando uno tossisce, quando uno si soffia il naso, quando uno si avvicina troppo, quando uno non usa la mascherina nei luoghi chiusi. Per alcuni versi in positivo va bene che abbia introdotto alcune nozioni di igiene, quello di lavarsi spesso le mani non fa mai male, anzi. Quello anche del non toccarsi troppo, sono misure igieniche che valgono sempre e comunque. Ecco, credo che rimanga una situazione appunto di sospensione di due tipi. Uno è che non sappiamo ancora cosa succederà nei prossimi mesi, ad esempio nei mesi autunnali, nei mesi invernali, dal punto di vista strettamente epidemiologico. E due, siamo anche in attesa di quel rimbalzo di tipo economico, finanziario, occupazionale, fiscale, che l'autunno ci presenterà e quindi vedremo come andrà, se sapremo appunto risollevarci
e riprendere una strada che per noi era già fragile, faticosa prima. Dico come titolo di curiosità, dato che siamo in Veneto, siamo in provincia di Treviso, che esattamente un secolo fa, quando proprio in questa zona ci fu la Spagnola, ecco, la Spagnola ridusse di ben 12 anni la vita media dei nostri antenati in un solo anno, quindi ci fu veramente una catastrofe che i numeri di oggi, per fortuna, sono ben lontani da quelli appunto di un secolo fa. Ci auguriamo che sia davvero così. Grazie professor Vittorio Filippi, grazie davvero per la sua analisi e buon lavoro e a risentirci a presto. Grazie, buona serata. Siamo in chiusura, adesso la pubblicità e poi alle 18:30 via con le nostre edizioni serali dei telegiornali di Antenna 3. Grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.